Conferenza stampa questa mattina alla Questura di Agrigento per illustrare i provvedimenti di polizia giudiziaria ed amministrativa che sono stati presi a carico dei soggetti responsabili dei disordini in occasione dell'incontro di calcio Acaragas-Pro Favara tenutosi all'Esseneto domenica scorsa 28 agosto. Come si ricorderà, subito dopo l'incontro di calcio all'esterno dello stadio, un gruppo di facinorosi ultras dell'Acragas si sono scagliati contro i rappresentanti delle forze dell'ordine, tirando contro bottiglie di vetro e sassi, ferendo anche due appartenenti alle forze di polizia. Alcuni tifosi sono stati arrestati in flagranza di reato, altri invece rintracciati grazie anche alle indagini svolte e al supporto delle riprese video e fotografiche effettuate. In totale sono stati emessi 8 DASPO contro DMS classe 2003 tratto in arresto perché col volto travisato da scaldacollo lanciava sassi e bottiglie, 5 anni per lui. FA classe 2004 tratto in arresto perché con volto travisato da passamontagne lanciava sassi e bottiglie, 4 anni di prescrizione. PE classe 1999 faceva parte attiva del gruppo che indonava cori minacciosi e lanciava bottiglie di vetro contro gli agenti, 5 anni di prescrizioni. CM classe 1998 tratto in arresto, a torso nudo e travisato da una bandana impugnava una bottiglia, 4 anni di prescrizione. FS classe 1992 tratto in arresto con volto travisato da bandana, faceva parte attiva del gruppo, lanciava bottiglie di vetro, 5 anni di prescrizione. Ed ancora LD classe 1990 tratto in arresto, faceva parte attiva del gruppo e indonava cori minacciosi lanciando bottiglie di vetro, 5 anni di prescrizione. FM classe 2001 deferito in stato di libertà, faceva parte attiva del gruppo e indonava cori minacciosi, 2 anni di prescrizione. CF classe 2004 minore deferito in stato di libertà con volto travisato, faceva parte di attività del gruppo e lanciava bottiglie di vetro, anche per lui 2 anni. A tutti i soggetti è stato vietato su tutto il territorio nazionale l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Il messaggio è fondamentalmente basato sulla intransigenza di tutte queste intolleranze, chiamiamole così, ma aggressioni vere e proprie che avvengono presso lo stadio e presso tutte le strutture sportive in caso di incontri. Devono sapere questi soggetti adusi a commettere tali azioni veramente inconcepibili durante un avvenimento sportivo, di gioco, di divertimento, che la Questura di Agrigento sarà intollerante, intransigente, andrà a colpire con tempestività ogni azione che sarà ritenuta contraria allo scopo per cui c'è un avvenimento sportivo. Questo adesso il messaggio deve passare in maniera chiara. È avvenuto tutto ciò all'inizio del campionato. Forse questo qua potrà servire da monito a far capire che per tutto quanto l'iter del campionato ci sarà questo tipo di azione nostra, tempestiva, forte, intransigente. Lo ribadisco perché questo deve essere il concetto e deve passare, con sanzioni durissime. Certi soggetti devono capire che si possono dimenticare di vedere le partite di qua ai prossimi anni se un'altra volta si permettono di fare azioni come quelle che ci sono state, perché è inconcepibile. Anche loro, in primis loro, andare allo stadio per divertirsi. È un gioco, devono ricordarsi sempre che è un gioco. Questo è il messaggio che deve passare. Sono state delle intemperanze, mi riferisco ai fatti del 2020 in Pro Favara Agras, infatti prima della partita avevamo trovato delle mazze, dei tondini, dei bastoni all'esterno dello stadio che abbiamo sottoposto subito a sequestro a carico di ignoti. Ci aspettavamo quindi insomma qualcosa, certo non potevamo immaginare un'azione così aggressiva nei nostri confronti al termine della partita, alla quale però per fortuna siamo riusciti a dare una risposta decisa e immediata. Come diceva il collega, spero serva da sprono per il futuro, perché lo stadio deve essere per i tifosi e chi si rende responsabile di questi gesti non può sicuramente essere considerato un tifoso.
Verrà naturalmente prestata la massima attenzione a tutti gli aspetti organizzativi relativi al servizio di ordine pubblico, che verrà affidato a persone di comprovata esperienza e capaci certamente di gestire eventuali problematiche, ma ci affidiamo comunque alla professionalità della nostra squadra, per intenderci, e ci approcciamo sereni a questo evento, che verrà gestito appunto secondo le ordinarie regole, diciamo, gli ordinari criteri operativi, arricchiti dall'attenzione che gli è dovuto a causa dei fatti avvenuti di recente.